Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Sardegna World. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella e a lasciare un like se il video vi piace. Questa alle mie spalle è la caletta di Zio Santoro. Oggi abbiamo iniziato il trekking per Cala Luna partendo da Calafuili. Questa è una delle tappe che troverete lungo il tragitto. Non serve scendere qua per arrivare a Cala Luna, ma abbiamo deciso di mostrarvi anche questa perla del Golfo di Orosei. Iniziamo il trekking e ciao a tutti. Ciao! Ok, noi siamo pronti, attrezzatura in spalla. Questa che vedete qua sotto è Calafuili, è la prima parte che fa tutta la costa partendo da Calagonone fino all'ultima tappa che è Calagolorizze, che trovate già fatto in questi video di YouTube. Quindi oggi invece ci dedichiamo con mio nipote Mattia. Ciao! Giustamente il trekking non va mai fatto da solo e per qualsiasi esigenza e evenienza. Oggi intraprendiamo il trekking di Cala Luna, però facendo anche altre tappe prima. Iniziamo la discesa verso la spiaggia di Calafuili. Hanno realizzato una bellissima scalinata tutta fatta in pietra, con parapetti in legno, qualcosa di molto particolare e curato. Si può già vedere che ci tengono a mostrare tutto questo nella maniera giusta. Quassù è dove abbiamo parcheggiato la macchina. Questa è la prima tappa che troviamo lungo il tragitto. Adesso ci siamo avvicinati in spiaggia e quella è la nostra direzione, quindi ci sarà una breve salita di una settantina di metri da intraprendere, dopodiché ci sarà un po' di sentiero da fare in pianura. Siamo ai piedi della collinetta, troviamo l'indicazione che ci indica che questa è la strada per le grotte del Bue Marino e per Cala Luna. Iniziano le salite. Ok, la prima salita è abbastanza tosta, forse se non ricordo male è quella più impegnativa. Vediamo un po' arrivando su se troviamo il vento oppure se comunque la zona rimane coperta come noi presumiamo. La salita prosegue, subito una bella botta iniziale. Qua, come potete vedere, c'è la luna disegnata, quindi siamo per la strada giusta. La vegetazione classica di questa zona, fatta di ginepri. Che bravo sto ginepro che ci dà una mano a salire. Mi ricordavo bene che il primo tratto era assai tosto, molta pendenza. Pian piano va ad addolcirsi e un po' tutto il tragitto, arrivati a una certa quota, è più o meno pianeggiante. Qua troviamo un ginepro secolare sicuramente, perché vedere queste dimensioni veramente spettacolare, ci si passa proprio sotto. Stiamo costeggiando il mare, non ci si allontana mai troppo dalla costa in questo trekking. Si sale e si scende,
ma il mare lo si tiene d'occhio quasi in tutto il tragitto. Anche qua bisogna ringraziare chi si occupa di tenere pulito e comunque di curare questa zona, anche perché la cosa che più di tutte sto apprezzando è che non troviamo plastica durante il sentiero. Qua potete già ammirare uno scorcio di paesaggio, si vede anche Cala Luna, una piccola parte della spiaggia dove qualche turista sicuramente sta facendo colazione in questo paradiso terrestre. Noi ci stiamo muovendo, primo pezzo le borse si fanno sentire con il loro peso e adesso penso che riusciremo a riprendere fiato camminando un po' in pianura. Proseguiamo. Come sentite gli uccellini ci fanno compagnia durante il tragitto. Ok, da qua possiamo notare la montagna che si vede, è quella finale della spiaggia di Cala Luna. Qua troviamo un ginepro caduto in mezzo al sentiero, guardate che forma che ha preso, eppure è in perfetta forma. Ok, penso che siamo un quarto di strada, l'abbiamo fatta almeno, qualcosina in più pure, non dico che siamo a metà, ma poco ci manca secondo me. In pianura si riesce a tenere bene il fiato, nonostante gli zaini non è così faticoso. Ci sono altri trekking che magari impegnano un po' di più nonostante siano meno lunghi in termini di durata. Adesso abbiamo un pochettino di discesa, in questo momento il mare sulla sinistra si intravede proprio in minima parte, sicuramente ci siamo allontanati leggermente dalla costa, ma da quel che mi ricordo a breve si ritorna ad affacciare sul bellissimo panorama di questo mare. Qua, se non ricordo male, dall'ultima volta che ho fatto il trekking, sulla sinistra troveremo una specie di grotta piccolina sulla terra, infatti non mi sto sbagliando. Questa secondo me è qualche tana, che può essere di qualche animale selvatico, abbastanza lunga. La tappa prende un'altra strada. Questo è il bivio che porta da una parte a Cala Luna e dall'altra invece si arriva alla spiaggia di Zio Santoro, che è la meta di oggi. Quindi usciamo dal nostro sentiero per Cala Luna e ci incamminiamo per la spiaggia di Zio Santoro. Andiamo. Io Matti? Io. Questo sentiero non l'ho mai fatto. Sicuramente l'andata sarà discesa fino a portarci al livello del mare e il ritorno sarà salita per tornare sul sentiero di Cala Luna. Più che una strada, a me sembra più un letto di un fiumiciattolo, guardandolo così. Qua le scarpe da trekking aiutano un po' ad agevolare, mentre chi ha le scarpe da tennis, senza fare nomi, visto che siamo in due, i nomi non c'è bisogno di farli, le scarpe non ce li ha, però alla fine ho accettato di farlo venire anche così, sapendo comunque il sentiero principale è abbastanza tranquillo, anche in scarpe da tennis. Si preferisce sempre le scarpe da trekking, giustamente, perché siamo sempre in mezzo alle rocce. Si prosegue in mezzo a una giungla più che una macchia mediterranea, sembra proprio una giungla questa. Un ginepro secolare, perché questo si vede che è proprio secolare. E come fa a non diventare secolare un ginepro qua, che secondo me vede pochissime persone passare? Noi ci passiamo attraverso
La cosa particolare di questa spiaggia è che è veramente sperduta nel nulla. Ok, guardate qua, lo stiamo vedendo assieme per la prima volta. Non penso che troviate neanche video della spiaggia di Zio Santoro. Bellissimo. Non vi dico le emozioni che si provano dal vivo a vedere questa spettacolare spiaggia con dei colori veramente pazzeschi. Eccoci qua, siamo arrivati alla cala di Zio Santoro. Spettacolare veramente. Guardate qua che paradiso di posto. Sabbia non ce n'è, ma c'è un mare con dei colori veramente pazzeschi. Di questa bellissima cala di Zio Santoro troviamo questa grotta. Dove è stato fatto anche del fuoco. Una bella passeggiata. Come prima tappa, prima di arrivare a Cala Luna, Cala Santoro è veramente bella. Vi lascio l'ultimo scorcio su questo bellissimo posto. Siccome il tragitto l'avete già visto scendendo, ok, ci eravamo lasciati qui all'ingresso del sentiero per la cala di Zio Santoro. Adesso riprendiamo il nostro viaggio verso Cala Luna, facendo tappa per un altro bellissimo posto. Proseguiamo. Bellissimo questo ginepro che potete vedere davanti. Guardate il tronco, che dimensioni che ha, è veramente grosso. Qua si vede un cartello con scritto Odoana, quindi qua c'è un'altra biforcazione e quindi la sinistra sicuramente è lui. Adesso intraprendiamo questo percorso. Qua c'è il cartello per tornare a Fuili che indica quella zona lì. Ok, qua il sentiero si fa un po' più intenso, come un letto di un fiume sempre. La vegetazione risulta molto fitta e si assomiglia molto all'ingresso della spiaggia di Zio Santoro. Guardate qua, sulla destra abbiamo una bellissima parete rocciosa. Si sente già l'aria del vento che arriva addosso verso di noi e come d'incanto si può vedere apparire il mare di fronte ai nostri occhi. Guardate qua che posto, guardate che location. Se non mi sentite è perché da qua il vento gira in una maniera che, anche se da terra, in questo caso sta ritornando a mulinello dal mare. Qualcosa di spettacolare, bello veramente. Guardate qua, questa è la bellissima cala Odoana. Ok, siamo arrivati alla cala di Odoana, è una lingua di sabbia
veramente stretta, forse saranno 15 metri di spiaggia. Il suo alberello è inconfondibile. Qua troviamo di nuovo queste rocce e questi massi che troviamo in quasi tutte le spiagge della zona. L'erosione del mare con le onde in tutta la zona ha fatto sì che si creasse questa specie di tubo dove le onde vanno a infrangersi e creare quel bellissimo effetto di vuoto tra la roccia e il mare. Da qua potete notare benissimo Calagonone che si vede in tutto il suo splendore. Ok, anche Oddoana l'abbiamo vista, bellissima caletta. Siamo rientrati dalla spiaggia di Oddoana, ci ritroviamo al sentiero normale. Guardate sulla sinistra uno scorcio di mare con questa bellissima giornata accompagnata da delle nuvole veramente cinematografiche che aiuteranno le riprese a sembrare ancora più intense e immersive. Come potete vedere dietro l'albero si trova la cala di Oddoana. Questa è la seconda salita abbastanza faticosa prima di arrivare alla spiaggia di Cala Luna, che io mi ricordi non è lunghissima, però è abbastanza impegnativa vista la sua pendenza. Dopo questa dovrebbe iniziare a vedersi Cala Luna, anche perché qua c'è, come potete vedere, un altro ginepro veramente maestoso. Guardate qua, guardate che grandezza che ha. Ginepri di questa stazza è raro vederli. Questi sono ginepri secolari. Sono finita, questa si è sentita, adesso ci troviamo già, a mio parere, se non ricordo male, sopra le grotte di Cala Luna. Qua sotto c'è già la spiaggia, si intravede già un colore del mare spettacolare veramente. Guardate qua sotto, ma se tagliamo paracadute. Questa è tutta la zona dove abbiamo le grotte sotto di noi, anche perché a breve sbucherà la montagna che sta nella parte più a sud di Cala Luna. Eccolo qua, qua siamo nel punto del Belvedere dove si può scorgere Cala Luna. Finalmente stiamo arrivando in questo bellissimo paradiso chiamato Cala Luna. Tutti gli sforzi non sono stati vani, anche perché penso che saremo veramente pochissimi a godere oggi di questa spiaggia.
potete vedere la sabbia è finissima, soffice, è bianca. Il colore del mare a tratti si ha quel turchese, mentre in altri tratti va a diventare un po' più azzurro e in altri momenti ancora si intensifica il verde. Non è ben chiaro il suo colore, però si può dire che è veramente straordinario. La gola, la vallata dietro Calaluna è veramente qualcosa di spettacolare, soprattutto in una giornata di sole con queste bellissime nuvole che passeggiano nel cielo sullo sfondo di queste riprese. Come possiamo vedere, il mare è limpido. Poi questa folta e ricca vegetazione che si trova dietro l'arenile, cresciuta in mezzo alle rocce, è qualcosa di unico, di veramente bello. Adesso, intanto che camminiamo, ci stiamo avvicinando sempre di più alla zona che io reputo unica al mondo, che è quella delle grotte. Guardate che contrasto tra il bianco di questa sabbia e di queste rocce con il colore cristallino del mare. Veramente bellissimo. Guardate come le rocce creano l'ombra, anche perché il sole tramonta a ovest, quindi nella mattinata troviamo tutta la spiaggia battuta dal sole, mentre una volta che il sole oltrepassa l'ora di pranzo inizia a calare verso ovest, e quindi tutta questa fascia qua che vedete passa tutta all'ombra piano piano. Guardate che colori. Questo è lo spettacolo di Calaluna. Ogni volta che vengo qui vi posso garantire che è sempre un'emozione unica anche per me. Continuiamo a passeggiare e a mostrarvi la bellezza di Calaluna. Qua si vede dentro, ma non si vede fuori. Ok, la prima grotta ce la stiamo lasciando alle spalle, adesso passiamo alle altre. Guardate le rondinelle come volano e ci sfiorano. Questa è sempre la parte più a sud di Calaluna. Noi adesso ci spostiamo verso nord ad andare a vedere le altre grotte. Per vedere Calaluna così tutta per noi è qualcosa di unico, di indescrivibile. Le emozioni sono tante, ma non è solo un discorso di natura, è anche un discorso che non è concesso a tutti la possibilità di riuscire a viversi qualcosa del genere in maniera così solitaria. Devo dire veramente di essere fortunato oggi. Qua troviamo la seconda grotta, che secondo me è ancora più lunga della prima. Guardate sopra come è tutta incastonata.
Praticamente quando abbiamo fatto il trekking siamo passati qui sopra, nella parte finale. E qua, come potete ammirare, è di nuovo qualcosa di veramente unico. Ok, io vi lascio ai 5 secondi di pubblicità, dopodiché ci muoviamo e proseguiamo verso le altre grotte di Cala Luna. Ciao! Ok, proseguiamo. Guardate la maestosità e l'imponenza di queste grotte, la loro altezza, sono veramente qualcosa di unico, spettacolari veramente. Guardate qua. Questa grotta non è molto profonda, però hanno dei tagli e dei disegni. Guardate che spettacolo. Qua troviamo un'altra particolare grotta. Anche questa è molto profonda, però è più piccola, più stretta. Adesso invece ci spostiamo nell'ultima grotta che troviamo accessibile. Poi comunque proseguendo più avanti si trovano tante altre grotte, ma lì si va via mare, quindi è un'altra cosa quella. Sta creando un mulinello. Guardate questa grotta. Questa è tra le ultime, sembra ancora più profonda. Eh sì, questa è più alta. Troviamo pure un albero di fichi cresciuto, guardate l'ombra, pazzesco, dove si crea la vita. Non ci addentriamo più internamente, rimaniamo in zona e guardate qua, guardate com'è appare il mare dall'oscurità di una grotta, spettacolare. Com'è andata? Bello, vero? Cala Luna è spettacolare, bellissima. Ok, io vi saluto, il nostro video finisce qui. Ci vediamo alla prossima avventura. Non mancate. Ciao!